Buongiorno a tutti. Inizieremo la celebrazione con il canto Inno a San Luigi Scrosoppi al numero 1. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù sia con tutti voi.
canto che abbiamo appena fatto insieme, con parole molto belle, ci fanno entrare nel significato della celebrazione eucaristica di questa domenica. La nostra comunità parrocchiale partecipa oggi alla festa delle Suore della Provvidenza, che celebrano il loro fondatore, padre Luigi Scrosoppi, San Luigi Scrosoppi per noi, e padre Luigi, prete friulano che si dedicò alla carità, soprattutto verso gli ultimi, verso quelli che nella Udine dell'Ottocento erano scartati. Mi riferisco a queste bambine e ragazze senza genitori, senza famiglie, estremamente bisognose. Ebbene, a queste ragazze erano chiamate in quel tempo derelitte, cerchiamo di evitare oggi questo termine, queste ragazze e bambine, ecco, senza genitori, situazioni di grande povertà e miseria in quel secolo, qui nella nostra città. Ebbene, padre Luigi ha offerto a queste ragazze e queste bambine ospitalità, accoglienza, educazione e anche istruzione. In quel tempo le donne, le ragazze, le bambine erano un po' sacrificate nella istruzione, ma lui era lungimirante e quindi ha insegnato a queste bambine attraverso varie collaboratrici proprio anche l'istruzione. Quindi davanti a noi sta questo esempio di carità che ci sprona a vivere un Vangelo del fare e non del dire, fiduciosi in Dio che provvede alle nostre necessità e testimoni di quell'amore di Gesù che ci vede riconoscerlo nelle persone che hanno bisogno di un aiuto. Ecco, il suo esempio, la sua intercessione ci aiutino a seguire le orme di Gesù, perché possiamo essere testimoni credibili, oltre che credenti autentici. Signore, ci accompagni con questo grande santo della terra friulana in questo cammino al seguito del Vangelo, la bella notizia di Gesù. Ci prepariamo a celebrare questa Eucaristia, domandando perdono al Signore delle nostre mancanze, dei nostri peccati, in modo particolare delle volte in cui siamo venuti meno al comandamento dell'amore di Gesù. Non abbiamo amato Dio, non abbiamo amato il prossimo come Lui ci insegna. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai infiammato il cuore di San Luigi sacerdote, rendendolo modello di carità operosa per l'umanità sofferente, concedi a noi per sua intercessione di amare i nostri fratelli con cuore sincero e di cercare ogni giorno il regno di Dio e la sua giustizia. Per Cristo nostro Signore.
Al riposo della terra, nell'anno sabbatico, è previsto il condono dei debiti. La condizione di bisogno dei poveri chiama all'apertura gioiosa del cuore, che si traduce in generosa risposta. A ciò consegue la benedizione del Signore. Sentiamoci chiamati alla solidarietà e alla costruzione della giustizia. Dal libro del Deuteronomio. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Dali generosamente e quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi, perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore, suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, protegge lo straniero. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Paolo si offre ai cristiani di Filippi come modello delle virtù che testimoniano l'essere discepoli di Cristo: lealtà, onestà, integrità, amabilità. Coltivare tali virtù è garanzia della pace che Dio concede a chi rimane unito a Lui nella preghiera. Preghiamo per essere costanti nella testimonianza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche,
accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire, non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire, non finirà, perché la festa camminiamo verso te. La festa siamo noi, cantando insieme così. Alleluia, 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 alleluia. Tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò
al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: va, e anche tu fa lo stesso. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, la riflessione dopo il Vangelo di questa domenica ovviamente è incentrata sulla figura, la persona, la vita di padre Luigi Scrosoppi. D'accordo con Suor Adalberta abbiamo pensato così. Abbiamo anche Suor Elisabetta della Provvidenza, che è catechista, e quindi abbiamo pensato che lei con i bambini vanno come la prima domenica del mese nella cappella di San Giuseppe per una riflessione un po' a loro portata, mentre noi ascoltiamo Suor Adalberta e quindi con il canto noi accompagniamo i bambini che vanno nella cappella di San Giuseppe. Vogliamo ripercorrere insieme alcuni aspetti importanti della testimonianza cristiana evangelica di San Luigi. Non starò a raccontare tutta la sua vita perché forse credo che già voi conoscete e diversamente avete dove informarvi, dove approfondire questo. Vediamo solo alcuni aspetti, che magari ci possono ispirare anche oggi nella nostra vita cristiana di ogni giorno. E la prima cosa vorrei partire da un dato di fatto. Abbiamo ascoltato la parola di Dio che è tanto ricca, no? E ci ha in pratica già illuminato su quella che è stata l'esperienza di San Luigi. La prima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che San Luigi è di questa città. È nato qui a Udine, è nato in via Mazzini, è stato battezzato nella parrocchia del Redentore, ha abitato in varie zone della città, in via Lirutti, in via Veneto, in via Rauscedo, e ha fatto il seminario, le scuole, ha studiato nel seminario vecchio che c'era nell'attuale via Ungheria, e però la sua vita si è a un certo punto fermata dove? In via Ronchi di quei tempi, oggi via San Padre Luigi Scrosoppi. Perché non è che voglio farvi un po' la toponomastica della città di Udine, ma per dire che è vissuto qui tra di noi, ha vissuto la nostra storia, i nostri problemi, le nostre realtà, come tutti gli altri. Solo che l'ha vissuto in una maniera particolare. È riuscito a vedere Dio nelle situazioni che lui stava vivendo, a vedere Dio che lo chiama, Dio che gli chiede qualcosa e quindi a cercare di dare delle risposte concrete, mettendo tutto se stesso dentro questa risposta. Quindi non ha fatto il giro del mondo a cercare occasioni sublime di vivere il cristianesimo, ma ha preso le occasioni che la sua storia gli stava donando e ha trasformato una storia molto difficile, complicata, conflittuale, piena sì anche di cose belle, ma anche di tanti avvenimenti abbastanza tragici, come sono stati gli avvenimenti dell'Ottocento qui a Udine, e l'ha trasformata da una storia di uomini in una storia di salvezza
Cioè ha cercato di vedere cosa Dio ci chiedeva, dove ci voleva portare, e ha aiutato, ecco, i suoi fratelli a camminare verso Dio nella realtà concreta di ogni giorno. Quindi diciamo che una delle prime caratteristiche è stata proprio la concretezza, l'incarnazione vitale nella situazione in cui Dio mi pone, il non cercare cose straordinarie, ma qui dove sono, così come vivo, qui Dio mi chiama, qui ho una risposta di Vangelo da dare, ecco, per annunciare la mia fede ai miei fratelli. Ecco la parola fede, che è fondamentale nell'esperienza di Padre Luigi, no? Per lui fede, essere cristiano, era essenzialmente essere in relazione con Dio, ma in relazione forte con Gesù incarnato, con Gesù che mi ama, con Gesù che dà se stesso per noi e che in cambio chiede solo amore. Mi piace riportare qui alcune frasi che lui usava quando predicava. Lui predicava nella chiesa che non c'è più oggi di Santa Maria Maddalena in via Veneto, no? Lì c'era un grosso centro di spiritualità tenuto dai padri dell'oratorio di San Filippo. Oggi è stato tutto demolito perché al posto di questo centro sono sorte le poste, il palazzo nuovo delle poste, no? Ecco, quando lui predicava lì diceva, e parlava a gente come noi, comune, no? Di ogni giorno, Dio ci ama, anzi Dio mi ama me, non ci ama in genere, e mai nessuna madre ha amato tanto suo figlio, mai nessuno sposo amerà tanto la sua sposa. Mi ama personalmente fino a farsi uomo, a morire in croce per essere sempre con me. E poi continuava dicendo più o meno questo, e in cambio non mi chiede niente. Mi chiede una cosa sola, mi chiede di amare, di rispondere al suo amore, amando in particolare i suoi poverelli. Ecco, questo era il suo modo di vivere il suo cristianesimo. Restare meravigliato, accogliere l'amore di Dio che mi prende ogni giorno e in cambio girarmi intorno e dire come posso rispondere solo amando i miei fratelli e tra i fratelli soprattutto i più poveri. E qui, fedele al Vangelo, chi accoglie il più piccolo di questi fratelli accoglie me. E per lui questa relazione vitale era la preghiera, una preghiera che non finiva mai. Quando era in chiesa celebrava i sacri misteri, ascoltava la parola, la interiorizzava, ma appena usciva per strada cominciava il mettere in pratica ciò che aveva udito, ciò che aveva contemplato, e quindi l'accorgersi dei fratelli, l'accorgersi delle sorelle, dei poveri, di tutte le persone che poteva incontrare, per trasmettere quanto aveva ascoltato dalla parola di Dio. Oggi il Papa più volte ci ha detto, Benedetto XVI, ma anche Papa Francesco ce l'ha ripetuto più volte, la religione cristiana non è una religione, non è una filosofia, non è una ideologia, non è una morale, è un incontro con qualcuno che mi cambia la vita, ecco, e mi trasforma dal di dentro, trasforma il cuore, no? Un altro aspetto importante che è collegato poi a questo è che San Luigi, lo chiamo Don Luigi perché quando viveva queste cose non era santo l'abbiamo fatto noi dopo, no? Era una persona, ecco, che viveva meglio che poteva la sua vocazione cristiana. Ecco, Don Luigi cosa aveva chiaro
che lui non era capace di fare tante cose, era limitato, aveva dei limiti, arrivava poco lontano da solo, però si fidava di Dio che gli ha detto che sarebbe stato sempre con lui, che l'avrebbe accompagnato, e quindi metteva tutta la sua fiducia in quella che lui chiamava la provvidenza, no? Provvidenza è il nome di Dio Padre, ecco, di un Padre che è sempre con noi, che prevede, che provvede. E però questa fiducia nella provvidenza per lui significava da parte sua mettere tutto quello che aveva, tutto, quei pochi pani, quei pochi pesci, tutti a disposizione di Dio, e poi sapendo che era nulla. Cosa sono questi pani e questi pesci? Niente, ma intanto li metto. Poi Dio faceva la differenza, la provvidenza di Dio veniva sempre puntuale. Se non vi stancate vi dico un fatto, no? che ci può spiegare. Quando lui ha cominciato ad occuparsi della casa delle derelitte, la casa delle derelitte era una casupola, niente, una ventina di bambine poteva ospitare, povera. Lavorava lì insieme al fratello, padre Carlo, anche lui un sacerdote, e a un certo punto si trovano che non hanno più nulla, la casa non era loro, devono pagare l'affitto, non hanno i soldi. Allora fanno un consiglio tra di loro per dire: che facciamo? Senza soldi, senza niente, poche prospettive di andare avanti. La conclusione logica sarebbe stata: chiudiamo e qualcun altro ci penserà. E invece loro che cosa decidono? Non abbiamo i soldi per pagare l'affitto, quindi compriamo la casetta e il terreno intorno e abbattiamo la casetta, costruiamo una casa grande. Perché? Perché ci sono tante bambine per le strade. Il colera stava mietendo proprio in quegli anni tante vittime, per cui tante bambine venivano anche dai paesi del Friuli in città a cercare un mezzo per sopravvivere. E sono partiti. La provvidenza, davanti a questa provocazione, è venuta fuori con un miracolo. E quel miracolo più grande è stata proprio la reazione dei friulani, non solo di Udine ma di tutto il Friuli. Si sono organizzati, animati dal loro vescovo, le parrocchie si sono organizzate a raccogliere tutto quello che potevano. Chi poteva dava i soldi, chi non poteva dava materiale, sia per il mantenimento delle bambine sia per la costruzione della casa. Chi non aveva niente, neanche questo, dava manodopera gratuita, in modo che la casa è sorta dal cuore della gente, provocata dalla temerarietà di questi due che non avevano certo le leggi dell'economia in testa. Però la provvidenza è strana e loro l'hanno sperimentato. La provvidenza non fa mettere i conti in banca, perché non ti devi fidare della sicurezza che ti dà il conto in banca. Viene giorno per giorno quel che basta. Per il domani ti devi fidare e andare avanti, fidarti e andare avanti. Questa è stata l'esperienza di Padre Luigi, questa è stata anche l'impostazione che lui ha dato anche alle suore della provvidenza, che sono frutto della provvidenza, nel senso che si sono avvicinate per aiutare questi due a portare avanti la casa delle derelitte. Ecco, e quindi ha potuto, proprio per questa risposta di queste giovani donne friulane, ha potuto diffondersi dopo e andare a portare il bene anche altrove, non solo in Friuli, ma in quello che era la regione austriaca del tempo, il Veneto, il Trentino e l'Istria. Ecco, questo è uno dei messaggi più grandi che Padre Luigi ci dà. Consapevoli della debolezza, mai scoraggiarsi, fidarsi, però mettere tutto quello che hai. Ecco, allora è chiaro, i due fratelli hanno messo tutti i loro beni familiari dentro, però la provvidenza ha risposto alla grande. Ecco, e l'ultimo aspetto, oggi lo chiameremo
l'inclusione, no? L'aspetto dell'inclusione. Però Padre Luigi parlava semplicemente di universalità della carità. In poche parole, il bene si fa a tutti, ecco, e non fai distinzione tra i tuoi fratelli. Ogni uomo è tuo fratello, quindi il bene lo fai a tutte le persone che la provvidenza mette sul tuo cammino, nella misura in cui puoi, sempre, perché ricordarsi che siamo sempre limitati. È interessante come quando più tardi le suore della provvidenza hanno voluto fare un criterio di discernimento da questo atteggiamento di Padre Luigi, l'hanno espresso così, e siamo ai primi del Novecento, l'hanno espresso così: non chiederemo né natali né patria, non importa da dove la gente viene, a che famiglia appartiene, né natali né patria né origine, ma solo se hanno povertà e dolore. E questo è diventato il criterio con cui hanno continuato ad andare avanti nella missione che Padre Luigi ha consegnato loro alla sua morte. Quindi ecco, le cose importanti mi sembravano queste proprio, no? Questa concretezza, questa capacità di incarnarsi nella realtà dove il Signore ti chiama ad agire, questa fede e fiducia nella provvidenza illimitata che ti porta a dare tutto fino all'ultimo quello che hai per il bene. Questo impegno grande quindi a mettere tutti noi stessi dentro quello che vogliamo realizzare, no? Ecco, mi sembrava che erano aspetti che forse anche oggi ci possono dire qualcosa nella realtà in cui viviamo noi. E vorrei leggervi, ecco, perché sono aspetti del Vangelo, no? Che se volete li abbiamo già trovati detti nelle letture che oggi abbiamo ascoltato. E vorrei finire con le parole di Padre Luigi. E anche questa è una predica che lui ha fatto a Santa Maria Maddalena agli udinesi che lo ascoltavano. Quindi non so se oggi potrebbe essere utile anche a noi. Dice: la prova dell'amare Dio, la prova dell'amore è operare per la persona amata. Da bravo friulano, no? Non basta dire parole, bisogna fare. La prova dell'amore è operare per la persona amata. Non dobbiamo dunque amare il prossimo con le sole parole, ma con le opere. Infatti Gesù Cristo non si accontentò di dire che ci amava, ma arrivò a dare la vita in testimonianza del suo amore. E altro non ci domanda che una prova di questo amore con l'amare i suoi poverelli. Bisogna fare il bene, aiutare nei bisogni, consolare nelle afflizioni, soccorrere nelle avversità. Se il prossimo si trova in necessità estrema, la carità ci obbliga a dargli aiuto, privandoci perfino del necessario al nostro corpo, se in altro modo non lo possiamo soccorrere. Se poi il prossimo è nella grave necessità che viva a stento, allora si deve aiutarlo ancora col mettersi in economia. Noi oggi diremmo col tirare la cinghia, no? Mettersi in economia, massimamente in tempo di carestia e di fame pubblica, che era il tempo che stavano vivendo. E guai a chi nasconde il cibo, perché sarà maledetto tra i popoli. Sant'Ambrogio e i Santi Padri mettono nel numero di chi ruba, chi non soccorre il povero nel bisogno. Ecco, vi lascio con queste parole di San Luigi e auguro a tutti una buona domenica. Bene, grazie Suor Adalberta per aver condiviso con noi queste riflessioni che hanno portato Padre Luigi o Don Luigi dall'Ottocento fino ai giorni nostri
e hanno anche portato giù dagli altari nella quotidianità della vita questa grande figura che da buon friulano è un po' sempre così, sempre vissuto in maniera riservata e che anche noi oggi un po' non lo ricordiamo tante volte. Quindi grazie anche per l'opportunità che ci hai dato di così dare l'importanza dovuta per la vita cristiana a questo santo, ma direi prima questo Don Luigi, padre Luigi Scrosoppi, ecco. Quindi grazie perché ci hai dato gli spunti anche per vivere nell'oggi il suo esempio. Ecco, e quindi grazie. Bene, facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Aspettiamo i bambini che rientrano in chiesa per la preghiera dei fedeli. Dio nostro Padre, con la potenza del suo Spirito, suscita in ogni tempo profeti e santi, pieni di riconoscenza per averci dato in San Luigi Scrosoppi un singolare imitatore di Gesù nella carità. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera unanime. Preghiamo insieme e diciamo: O Dio nostro Padre, ascoltaci. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per i pastori che Cristo ha posto a guida della sua Chiesa, perché sull'esempio di Padre Luigi, mossi dallo Spirito Santo, annuncino in piena gratuità la buona novella a tutti i popoli, proponendo sempre la persona di Gesù Salvatore con la parola e con la testimonianza di vita. Noi ti preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Per i giovani, perché affascinati dallo stile di vita di San Luigi, siano fiduciosi ricercatori del bene e con la loro vita imprimano nel mondo il segno indelebile di un'umanità solidale e fraterna, e coloro che si sentono chiamati a donare la loro vita al Signore abbiano il coraggio di fidarsi del tuo amore fedele. Noi ti preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per i poveri del mondo, per i quali Padre Luigi ha speso l'intera sua vita, siano al centro delle politiche di sviluppo dei governi, chiamati a rispondere alle necessità degli uomini con decisioni che promuovono la dignità umana e i diritti fondamentali. Noi ti preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per le famiglie,
diano testimonianza quotidiana della sollecitudine di Dio verso chiunque è in condizione di bisogno, attraverso la solidarietà che sa condividere i beni e l'amore. Noi ti preghiamo. Padre, ascoltaci. Per la nostra comunità parrocchiale, riconosciamo Gesù nei poveri, negli emarginati, nei sofferenti e convertiamo il cuore ad uno stile di vita sobrio e solidale, impegnandoci nell'edificazione di società giuste e inclusive. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Accogli con bontà, o Padre, le preghiere che ti presentiamo nella festa di San Luigi Scrosoppi e per sua intercessione rendici capaci di perseverare nel tuo amore e testimoniare la tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Al tuo altare, Signore, portiamo i nostri doni. Le scarpe di Padre Luigi, impolverate e consumate a causa delle tante strade percorse per farsi prossimo agli ultimi della società del suo tempo. Sono segno della fedeltà con cui Dio ci ama e con la quale anche noi ci impegniamo a prenderci cura di ogni fragilità e povertà. I fiori profumati e dai colori intensi sono segno della bellezza del creato, opera e dono di Dio. Con essi esprimiamo il nostro dovere di custodirlo perché sia casa accogliente per tutti. Il pane e il vino, memoria del dono di sé compiuto da Gesù. Li portiamo alla mensa impegnandoci a spezzare il pane con ogni uomo bisognoso di cibo, d'amore, di gioia e di speranza nella vita. Accompagniamo l'offertorio con il canto Frutto della nostra terra al numero 4.
fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi, Signore, i doni che ti presentiamo e per l'intercessione di San Luigi sacerdote, che ha donato tutta la sua vita per il bene del prossimo, rendi anche noi offerta a te gradita nel compimento della tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ti rendiamo grazie, Padre misericordioso, tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunciò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Averci donato la sua parola, il Signore Gesù ci raduna attorno alla sua mensa, perché noi facciamo quello che Lui fece in quella sera dell'ultima cena, quando ci lasciò il segno più grande del suo amore. Quella sera Lui prese il pane, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Prese il calice del vino, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in una sola famiglia. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Signore Gesù ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri familiari e dei nostri amici che si sono addormentati con la speranza della resurrezione. In particolare ti ricordiamo Edel. Ricordati anche di tutti i defunti,
dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetti tutti quanti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora con la fiducia dei figli preghiamo come Gesù ci ha insegnato e cantando le parole di questa bellissima preghiera che Gesù ci ha donato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni nella giustizia e nella verità. Con l'aiuto del tuo amore vivremo sempre liberi dall'egoismo, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, anche a noi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo e ci doniamo la pace di Gesù. Invitati anche oggi alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Accompagniamo la comunione con il canto Preghiera al numero 8.
Preghiamo insieme con il canto Dolce Sentire al numero 9. Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito alla mensa del tuo Figlio sull'esempio di San Luigi, sacerdote, fa che possiamo testimoniare con la vita il dono ricevuto e per sua intercessione concedici di essere strumenti della tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Adesso noi ci portiamo sotto l'altare, anche voi chierichetti, e facciamo l'incensazione della reliquia di Padre Luigi. Quando noi compiamo questo gesto, l'incensazione di una reliquia, noi non è che veneriamo i resti mortali di una persona, ma ciò che quel segno rappresenta della vita di quel santo. E quindi noi, compiendo questo gesto di venerazione, diciamo: Padre Luigi, siamo stati contenti oggi di essere stati con te, perché tu sei lassù, ma noi siamo tutti insieme. Grazie per il tuo esempio e cerchiamo di metterlo in pratica per quello che possiamo. Ecco, e quindi compiamo questo gesto.
Facciamo ora la preghiera che trovate, la preghiera alla Santissima Trinità che troviamo sul fogliettino dell'Eucaristia, della Messa, nella prima facciata. La facciamo tutti insieme. O Dio nostro Padre, che guidi con infinita tenerezza il cammino della umanità e che nella tua provvidenza hai reso San Luigi amico dei poveri e sofferenti, per sua intercessione donaci la grazia che ti chiediamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, che sei presente in ogni fratello e consideri come fatto a te ogni gesto di solidarietà e di amore, per l'ardente carità di San Luigi e per sua intercessione, donaci la grazia che ti chiediamo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito d'amore, che infiammi i cuori con la tua carità e la tua luce, e hai dato a San Luigi la gioia di amare e servire gli ultimi ed emarginati, per sua intercessione donaci la grazia che ti chiediamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prima di concludere la celebrazione con la benedizione, invito tutti quanti voi, quelli che possono e vogliono, a recarsi sotto il portico di Via Leopardi, dove le suore e altri volontari hanno preparato qualcosetta, ecco, prima di andare a pranzo, per continuare un po' questa festa insieme. Quindi attraverso il corridoietto qui entriamo nel sottoportico di Via Leopardi, ecco, e lì è preparato qualcosa per tutti, ecco. Bene, il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Restiamo in pace. Ecco. Aspettiamo un momentino il canto San Luigi.